Un caro saluto a tutti i miei amici della politica. Questo videoarticolo praticamente dopo un minimo di tempo è necessario per fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi tempi. Diciamo che dopo il 24 giugno, quando abbiamo organizzato con Rosa Cassata il convegno con l'idea di creare una lista di unità siciliana che potesse andare alle regionali, eventi successivi si sono verificati. Di fatto l'evento più importante è che il 5 novembre si voterà per eleggere il presidente della regione Sicilia, e noi sappiamo quanto importanza ha questo evento, per il semplice motivo che 5 anni disastrosi di Crocetta, assolutamente inadeguato e impresentabile sotto tutti i punti di vista, ma non solo lui, tutti quelli che hanno occupato gli scranni, compresi il Movimento 5 Stelle, hanno prodotto nulla per la regione siciliana. È chiaro che in quest'ottica la elezione politica assume un'importanza rilevante, e fra l'altro proveniamo da governi precedenti quali quello Cuffaro e quello lombardiano, che di fatto hanno creato un gap di continuità territoriale tra quello che è l'Europa e l'Italia e la Sicilia stessa. E per questo l'importanza delle elezioni regionali è fondamentale. Ora il problema non sta nel stabilire perché si devono votare i partiti nazionali o non votare i partiti nazionali, indipendenza sì, indipendenza no. È chiaro che un elemento visibile sotto gli occhi di tutti è che qualsiasi partito, a iniziare dal Movimento 5 Stelle a finire alla sinistra, non ha in mente un progetto per la Sicilia. L'unico progetto è quello di cercare di creare una coalizione, andando alle votazioni per cercare di vincere o mantenere il potere acquisito. Lo si sta facendo attualmente nei partiti, cercando di creare qualche accordo, cercando di rinnovarsi. In realtà gli uomini sono sempre gli stessi, metteranno persone giovani o compiacenti o figli di vecchi politici. Di fatto nessun partito ad oggi, anche il Movimento 5 Stelle, ha idea di come far uscire la regione Sicilia dal problema del bilancio non approvato, che tiene per la gola e sotto ricatto tutti i siciliani, e nessuno ha oggi, oltre che un progetto politico per la Sicilia, una visione geopolitica di importanza fondamentale. Perché? Perché la Sicilia oggi interessa a tutti. Tutte le nazioni più importanti al mondo e le superpotenze sono interessate alla Sicilia, tranne che gli Stati Uniti, perché si vede che qualcuno all'interno del sistema di potere nazionale, governativo e anche regionale ha svenduto la Sicilia agli americani gratis. Ecco che allora serve un progetto politico concreto che guardi a un'identità siciliana che è di tutela, e che ponga la Sicilia al centro del Mediterraneo, quale è di fatto il suo ruolo, e nello stesso tempo ho questa visione moderna un po' dell'indipendentismo, non l'indipendentismo inteso come secessione, come voleva Bossi o tanti altri, ma un indipendentismo basato sulla possibilità di democraticamente di andare a occupare i posti di governo e quindi ricattare Roma in un'autonomia regionale, togliendo la gestione geopolitica della Sicilia dagli Stati Uniti, a meno che questi non si inseriscano in un discorso di costruzioni di infrastrutturali e di altre meccanismi che possano portare la Sicilia a essere il centro del Mediterraneo e una regione ricca come quelle del nord Europa.
In tutto questo scenario possiamo dire che oggi non si possono votare i partiti nazionali per questo motivo, perché di fatto non c'è uno scenario, un progetto sulla Sicilia, ma c'è solo la volontà di andare a occupare i posti all'ARS tutelando i privilegi della casta e quei pochi privilegi che sono stati svenduti a Roma e agli Stati Uniti. Non ultimo, la cosa scandalosa di Crocetta, queste persone non hanno la capacità di vergognarsi dopo che sostanzialmente ha firmato la rinuncia al ricorso costituzionale sugli articoli 36 e 37, adesso viene a dire dobbiamo tutelare lo statuto, lui che l'ha svenduto. Infatti il primo atto che sarà fatto da questa formazione politica che vi dirò sarà quello di sconfessare rinuncia al ricorso costituzionale sugli articoli che la Costituzione dopo 30 anni di lotte aveva riconosciuto plausibili, ed ecco che qui si inserisce un discorso. L'unità siciliana rimane in campo con tutti gli elementi che hanno firmato un documento. Molto probabilmente la mia idea sarà quella di indire una riunione in quel di Messina, riunendo tutti per vedere se possiamo confluire nel progetto politico Busalacchi, ma eventualmente questo non fosse possibile, il progetto Unità Siciliana rimane. È chiaro che oggi serve tempo non ce n'è, bisogna andare a elezioni immediatamente e subito, e bisogna avere una organizzazione che riguarda la raccolta delle firme, la formazione di liste. In questo momento l'Unità Siciliana, diciamo, per motivi tempistici, cioè quelli di non aver adeguatamente il tempo per fare questo, se non nelle prossime elezioni, non può fare che altro che una battaglia ideologica e di sostegno. Io credo che fra tutte le proposte messe in campo di candidature varie, dai democristiani a quelle civiche, a quelle di Costa e via dicendo, credo che la iniziativa di Busalacchi quale presidente della regione, che poi voglio dire molti si sono praticamente scannati, possiamo dire, sulla questione presidente della regione Sicilia. Non capisco come alcuni possono avanzare la candidatura alla presidenza della regione Sicilia. Non faccio nomi non solo nel mio ambito di operativo, ma anche nell'ambito di alcuni partiti dove ci sono persone candidate alla presidenza della regione Sicilia che nelle precedenti elezioni comunali hanno preso 70 voti. Quindi voglio dire, se questo è il livello di programmazione e progettualità per la Sicilia, è chiaro che non stiamo qui neppure a fare i video o articoli. Il progetto Busalacchi, non tanto per il nome di Busalacchi, che potrebbe essere anche il nome di Remo Pulcino o di Pinco Pallino, in realtà ha un suo fondamentale valore di importanza. Perché vi direte voi? Perché un progetto, come lo dice lo stesso simbolo Noi Siciliani, basato su 5 punti progettuali molto semplici, e che naturalmente questi punti progettuali molto semplici devono avere non solo una base ideologica indipendentista, ma anche una base diciamo moderna, sovranista, di tutela della sovranità siciliana in seno agli organismi internazionali che ormai ci governano, e nello stesso tempo dobbiamo avere anche una visione fondamentalmente importante, che non è solo quella sovranista, ma anche un'azione di marketing moderna. È chiaro che l'azione di marketing sui social sarà fatta un po' più difficile, sarà quella dal punto di vista finanziario, cioè l'azione di marketing fatta sul territorio con tutto quello che dovrebbe servire, diciamo, in termini di spese, di cartellonistica e via dicendo. L'iniziativa è importante perché poggia sull'organizzazione di importanti su una capacità di governo e di progettualità non indifferente, accanto diciamo al Busalacchi, che voglio dire quale ragioniere generale dello Stato mai indagato, della regione siciliana mai indagato, persona quindi di grandi capacità dirigenziali.
cioè quello che un po' riguarda la capacità della macchina amministrativa della regione Sicilia, già è un buon punto di partenza. A questo ci associamo pure un'azione di marketing fatta da Erasmo Vecchio e da Remo Pulcini, a cui si aggiungono poi la presenza di un numero di candidati che comunque, voglio dire, i candidati che noi cercheremo di portare dovranno comunque avere l'ordine di lettura, non tutti naturalmente, perché servono anche quei candidati che portano il valore aggiunto del contenuto ideologico, ma candidati che dovranno avere almeno 1000-2000 voti. Si parla di circa 70 candidati almeno tra i 1000 e i 2000 voti per raggiungere il 5%. Poi se siamo capaci di raggiungere il voto di opinione e di rubarlo ai partiti, è chiaro che si può parlare di un potenziale capacità progettuale del 10-20%. Accanto a questi ordini di persone abbiamo anche l'adesione di Diego Fusaro. Voglio dire, molti non capiscono un cazzo praticamente, non sanno il nome, chi è, chi non è, e già parlano sostanzialmente questo non è siciliano. A parte che voglio precisare che i siciliani sono stati il male di se stessi, ma lasciando perdere questo, voglio dire, ci sono stati, se non c'è Fusaro che è siciliano, c'è Nino Galloni che è di origini siciliane, e quindi anche questo attacco meschino non può essere fatto. Allora, chi sono questi due personaggi? Allora, Diego Fusaro praticamente è un moderno filosofo che ha presentato uno studio bellissimo sul Marx, e lui che cosa praticamente dice? Dice che oggi specialmente la sinistra è diventata liberticida, è diventata una sinistra asservita al potere, è diventata una sinistra che non è più sinistra, ma è dedita e serva del capitalismo usocratico. Quindi questo punto di vista introdotto all'interno di una visione identitaria della regione Sicilia, è chiaro che fa elevare il progetto a un livello sostanzialmente allo stato attuale non paragonabile neppure nei partiti principali. Cioè il centrodestra e il centrosinistra non hanno personaggi di questo livello, e né tantomeno lo è stato lo slogan di Crocetta quando portò Zichichi che cantava, chiedo scusa, Zichichi il fisico o il cantante splendida artista. Qui parliamo di personaggi di un certo contenuto, fra l'altro Nino Galloni, figlio di Giovanni, una persona di eccelse capacità finanziarie, diciamo, un grande economista post-keynesiano che aveva già criticato, prima ancora che avvenisse l'unione con l'Europa, diciamo, il rischio che riguardava in particolare la perdita di sovranità monetaria, la deindustrializzazione dell'Italia, le difficoltà che l'euro avrebbe potuto creare. Anzi, lui già immaginava il ritorno a una moneta complementare per paesi più deboli come l'Italia. Quindi voglio dire, questi due personaggi uniti a Busalacchi e a tanti altri che si stanno unendo, perché voglio dire ci sarà l'adesione anche di altri partiti, anche minoritari ma di grande importanza, come per esempio l'amico Corrao, cioè persone che comunque hanno dei contenuti importanti e delle capacità inespresse da poter rappresentare un valore aggiunto per la Sicilia e per i siciliani, si uniscono perché questo è un progetto già avviato e dove c'è spazio per tutti, c'è ancora spazio per Costa e anche per partiti, diciamo, non nazionali, ma comunque per più partiti, diciamo, gruppi civici che vorrebbero unirsi in una grande coalizione che poi possa dare origine a un contenuto veramente elevato di governabilità per la Sicilia. Quindi che cosa dire? Dire che il progetto che io ritengo molto valido è l'unico progetto non solo mediaticamente che prende, ma con contenuti progettuali specifici per la
della Sicilia, che pone la Sicilia al centro del Mediterraneo e oggetto di importanza per tutti, per i paesi stranieri, ma per il Roma e per anche l'Europa, e nello stesso tempo questi progetti basati su 5 punti progettuali importanti, che sono lo sviluppo della Sicilia, la tutela degli interessi della Sicilia non gratuitamente distribuiti dall'Italia, e quindi un progetto finalmente che è basato, oltre che sul nome degli uomini e delle sue capacità, ma un progetto per la Sicilia, non semplicemente un territorio di sperimentazione o di conserva, di tutela di personaggi politici che in questi anni sostanzialmente non hanno fatto un'emerita minchia per la Sicilia. Un caro saluto, Remo Pulcini. Chi mi volesse contattare lo può fare tranquillamente qui, chi si vuole unire mi contatti pure. Ripeto, non ho partecipato alla riunione di Palermo perché sono bloccato dal punto di vista lavorativo. Un caro